Abbiamo parlato all'inizio di Sestola all'interno del Parco del Frignano, dunque l'elemento natura principale, ma l'abbiamo solo sfiorato e allora adesso ci entriamo direttamente dentro e tra l'altro non ci siamo spostati molto dal momento iniziale perché siamo praticamente ai piedi della fortezza della rocca del castello di Sestola, in particolare ad ospitarci a un tratto del Parco della Covetta, ma per saperne di più abbiamo chiamato qui con noi una guida specializzata, outdoor man, perché vive praticamente all'aperto sia nell'attività professionale sia nell'attività appunto con Appennino Hikers di guida, soprattutto trekking e anche la parte ciclistica di mountain bike. Allora, intanto qui circondati da questi abeti si tratta di un parco con molto tempo sulle spalle. Sì, allora intanto una volta era completamente prato qua, perché la nostra, diciamo, i nostri alberi autoctoni sono il faggio, più conosciuti sono il faggio e il castagno, dopodiché tutte le pinete comunque o le bettaglie che vedete sono state comunque trapiantate nel corso degli anni per rimboscimento e per anche diciamo, assestare di più il terreno. E qua ci troviamo nel Parco della Covetta, attorno alla fortezza, come dicevate prima, è stato comunque molto trasformato negli anni perché è stato lavorato e curato sia dallo Sportello Verde del Cimone che dall'ufficio turistico del comune di Sestola, che hanno reso comunque accessibile sia a piedi sia in mountain bike per i turisti o comunque a chi vuole, diciamo, godere un po' del fresco del parco. E più avanti è molto bello perché c'è tutta una zona panoramica. Allora andiamo a sporgerci direttamente da là. Un'estate particolarmente siccitosa, però l'autunno, diciamolo, è una delle stagioni meravigliose per visitare l'Appennino, anche perché tutte le attività che si possono fare all'aria aperta si vivono anche in maggiore libertà. Esatto, continuano, anzi come hai detto con ancora più spazio, ancora più tempo da vivere, con dei colori stupendi, quelli dell'autunno, che dopo con le faggete che si trasformano di colore di giorno in giorno, e soprattutto nella zona più alta verso il Monte Cimone e il Lago della Ninfa, che sono le zone forse più conosciute del nostro Appennino. Noi come guide spesso ci avventuriamo con dei gruppi di famiglie o comunque ragazzi e gruppi organizzati con touring e bike e trekking verso queste zone che noi, diciamo, le battiamo molto, soprattutto perché sono di facile accessibilità, perché si può fare anche un percorso anche di solo asfalto, comunque per i principianti a livello base, o comunque avventurarsi su dei trekking un pochino più costruiti, un pochino più complicati per i rider un pochino più in cerca di esperti, esatto, che ricercano sì, ho visto addirittura gente che dal diverse. Cimone scendeva giù verso Passo del Lupo, quello credo, insomma, No, infatti, bisogna avere una certa grinta e sì, preparazione. No, infatti si poteva quasi partire dalla vetta del Cimone fino a quasi arrivare a Fanano, quindi un'escursione molto alta come meta. Che è il paese al di sotto di Sestola, un poco sotto Sestola, 8 sì. chilometri, Esatto. Un pochino più in basso, insomma, invece qui siamo proprio sulla vetta da un punto di vista di paese, poi chiaramente gli oltre 2000 metri del Cimone sono un'altra cosa. Adesso grazie a Dio questa è una zona benedetta, la parte degli incendi non la tocca, eccetera, ma abbiamo assistito veramente ad un'estate infausta per quello che riguarda il patrimonio naturale italiano. Lo possiamo dire proprio anche a chi consuma questi territori, che vanno amati. Si pesta la terra ma non si deve fare altro. Vanno amati, vanno rispettati, e noi anche spesso abbiamo collaborato con un gruppo che si chiama Montagna Pulita, che adesso quest'anno con il Covid purtroppo abbiamo fatto un po' di eventi un po' limitati, però l'anno scorso Montagna Pulita e anche gli altri anni ha organizzato diversi eventi green per ripulire determinate zone da immondizia, diciamo, o da tutto quello che purtroppo si va a trovare nei boschi o anche solo al bordo strada, che sembra poco ma è purtroppo quando dopo si va a trovare insieme ci vogliono camion e su camion da portare via. Esatto. È già quello un primo passo forse importante. Certo, allora non abbiamo camminato tanto, però abbiamo visto tante belle cose e a questo punto in montagna viene sempre fame, non so se sia una regola, quindi andiamo a fare così qualche spizzico, a curiosare per le vie del paese, a vedere che cosa possiamo trovare a quest'ora del giorno per raccontarvi anche le tradizioni naturalmente di Sestola e della sua montagna.
storia, natura, enogastronomia e quindi agricoltura. Anche questo è un pezzo che vi vogliamo raccontare di questa parte dell'Appennino emiliano, in particolare modenese, Parco del Frignano. Sestola è il nostro punto di partenza. Qui vedete una caldaia da parmigiano reggiano, ne parleremo tra un po', ma sono tantissimi veramente in quest'area montana gli allevamenti che producono e vendono direttamente, come in questo caso. Ma passeggiando ancora tra le vie di Sestola troviamo un altro prodotto tradizionale, un po' inconsueto. Si tratta di un dolce. Non sono gli zuccherini montanari, anche questi molto particolari e molto quotati. Non sono nemmeno i cantucci fatti con lampone e mirtilli, anche questa una innovazione nella tradizione, bensì si tratta del croccante. Bene, il croccante è il dolce tradizionale di Sestola. Vi chiederete perché? Beh, c'è una bella storia, perché la ricetta è ancora quella che veniva servita alla mensa del governatore dell'antica provincia del Frignano, tramandata di generazione in generazione. Tra l'altro ancora oggi molti matrimoni, se seguono la tradizione, al posto della torta nuziale hanno una composizione fatta col croccante, vere sculture di croccante, e oltre a cantare filastrocche eccetera c'è anche una particolarità, perché a seconda di come si spacca poi la composizione per darla ad assaggiare ai commensali vengono fatte previsioni sul futuro della coppia. Bene, poi girando naturalmente il momento dell'esplosione dei mirtilli, le mirtillaie sono veramente tantissime, ci sono i lamponi, ci sono tantissime more, ci sono prodotti veramente che vengono realizzati soltanto qui con materie prime del territorio. Ci sono i funghi, porcini, russole, naturalmente in questo momento molti sono già essiccati e venduti confezionati. E poi dicevamo, vabbè, polenta, frutti di bosco, carni, salumi, e poi la crescentina, che è la specialità per eccellenza, da molti conosciuta come tigella, dal nome dello strumento realizzato anticamente per cuocerla, ma c'è un'altra tradizione molto bella, montanara, riguarda sia l'area di Sestola ma anche quella più vicina di Zocca e Guiglia, dove c'è addirittura una scuola, e si tratta del borlengo. Anche in questo caso ci sono strumenti che vengono utilizzati appositamente, la colla viene messa su questa padella piatta bollente, dopo a fine cottura viene spalmata di lardo, ripiegata in 4 parti, servita e naturalmente mangiata. Dicevamo allevamenti, qui ce ne sono veramente di tutti i tipi. A fare la parte del padrone sono le pecore, ma sono soprattutto le bovine da latte per fare parmigiano reggiano, e naturalmente tutto quel che ne consegue anche per quel che riguarda ricotta ed altri prodotti. Vengono fatti anche formaggi misti, al di là di quello che è il disciplinare del parmigiano reggiano. In questo momento, ad esempio, ci siamo spostati da Sestola e siamo andati in uno dei borghi più vicini. Si tratta di Roncoscaglia, e qui ad ospitarci è proprio il caseificio Roncoscaglia, che produce veramente un'immensità di cose favolose, meravigliose, e tra l'altro ha realizzato anche all'interno alcune sezioni didattiche per fare capire quali sono gli strumenti che vengono usati, qual è il disciplinare, e anche fare capire i diversi sapori delle diverse stagionature di un formaggio unico al mondo. E questo è il racconto di oltre 9 secoli di storia. Ed eccoci alla nostra penultima tappa. Abbiamo raggiunto l'oratorio di San Biagio, un gioiello di arte preromanica datato 1068. È detto chiesa del diavolo forse per le innumerevoli sculture d'animale in arenaria che fanno pensare a un luogo pagano convertito al culto cristiano successivamente. Ma noi soffermiamoci su questo tratto di strada, perché l'oratorio di San Biagio ci porta direttamente a un centro culturale dove parleremo ancora di diavoli, forse no, ma di lupi e di misteri.
Ed eccoci alla nostra ultima tappa. Abbiamo raggiunto un borgo del 1836 della famiglia Cerfogli, immerso, come vedete, nella natura di questo bellissimo Appennino. Però abbiamo anche parlato di diavoli e lupi e di misteri. Allora perché siamo qui? Perché abbiamo coniugato tantissime volte nel corso di queste puntate la cultura con l'agricoltura, la natura con le parole. Lo facciamo anche questa volta perché il volume è La conoscenza di Sofia e a scriverlo è stato Riccarda Riccò, tra l'altro collega e amica da tanto tempo, ma soprattutto lei è di queste terre, se ne è appropriata e ne ha fatto un romanzo. Esatto, ho sfruttato, diciamo così, la conoscenza di questi luoghi che sono diventati strumentali al racconto. Il romanzo è un romanzo d'amore, di trasformazione e con un tocco forte di giallo, perché a un certo punto diventa un mystery e c'è un assassinio, c'è stata questa donna uccisa al Ponte del Diavolo, Ponte d'Ercole, quindi siamo nella zona più verso Pavullo Mamocogno, e Sofia, che è la protagonista del libro, vuole scoprire chi ha ucciso la mamma del suo studente autistico e quindi si sposta nell'Appennino, Appennino che lei non conosce, e la montagna con i suoi luoghi magici e ricchi di mistero e di storie e di leggende la accompagna in questa fase di trasformazione e di passaggio dall'innocenza alla conoscenza, da qui anche il titolo del romanzo. Perché ci troviamo qui? Perché qui a 1 chilometro di distanza c'è questa pieve che si chiama San Biagio, che io cito nel libro, che è conosciuta come Chiesa del Diavolo, perché ci sono queste sculture zoomorfe, probabilmente risalenti a riti pagani durante il Medioevo, ed è un gioiello del romanico, quindi un luogo assolutamente bellissimo delle nostre zone, che accanto al lago della Ninfa, oltre al Ponte d'Ercole o alle scritture preromane sotto Fanano, nella Valle di Ospitale, vengono citate nel mio libro. Naturalmente soltanto fanno parte del racconto di questa conoscenza di Sofia. Grazie mille Riccarda, perché ci hai anche ripassato tantissime tappe che hanno costellato la nostra giornata, che è partita dall'alto di una fortezza antica e si conclude qui in questo borgo altrettanto antico, ma insieme anche alla bellezza delle parole che lo possono raccontare. Allora, che dire, un piccolo brindisi prima di lasciarci, ma soprattutto per dirci che ci ritroveremo puntuali come sempre tra una settimana con i frutti della terra. Se volete contattarci lo vedete in sovraimpressione. Noi tra 7 giorni saremo sempre qui insieme a voi. In collaborazione con